24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il turismo montano del Veneto attraversa una fase di sofferenza. La mancanza di neve registrata nella prima parte della stagione invernale ha di fatto acuito la crisi finanziaria ed economica generale, provocando una diminuzione del bilancio delle imprese di settore. Servono risposte rapide, immediate, per evitare che il sistema dell'ospitalità montana regionale resti senza fiato. È stato questo il tema del consulto nel weekend in provincia di Belluno, dove l'assessore al turismo del Veneto Marino Finozzi ha convocato Veneto Sviluppo, Asso Turismo, Confturismo, Federturismo, CAI, UNCEM, ANEF e i consorzi turistici. Diverse le soluzioni, come l'utilizzo dei fondi di rotazione già attivati presso Veneto Sviluppo, ricapitalizzare le aziende stesse con finanziamenti partecipati Veneto Sviluppo e favorire gli investimenti richiesti ed effettuati da imprese tra loro raggruppate. Il decreto Salva Italia per i pagamenti in contanti con un tetto massimo di 1.000 euro rischia di provocare molti contraccolpi. Al MAP, il mercato ortofrutticolo di Padova, dallo scorso dicembre si rischia ogni giorno di perdere clienti. I problemi insorgono con i camion che arrivano dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia e dall'Ungheria. Camion che percorrono centinaia di chilometri per arrivare a Padova, ma che, essendo chiuse le banche alle 3 di mattina, non possono fare altro che pagare in contanti, con gli addetti costretti a pagare merce per 900 euro dai vari fornitori. Di conseguenza, frammentare la spesa in decine di conti e fatture da non più di 1.000 euro, oltre a complicare non poco gli affari, di fatto limita la quantità di denaro spesa. In Italia e nella nostra regione la situazione occupazionale è preoccupante, a farne le spese soprattutto i giovani, i quali trovano grande difficoltà a trovare lavoro o se lo trovano vivono una situazione di precarietà. Se fossi Monti creerei una bellissima rete di salvataggio per creare questa flessibilità tanto richiesta e in cui credo fermamente. Bisognerebbe incentivare intanto i giovani con delle specializzazioni e altri generi, insomma, di alternative ai lavori soliti che sono inflazionati. Dopodiché cercare insomma di specializzare queste persone. Penso più fondi per la ricerca e quindi di conseguenza si smuoverebbe anche tutto il resto. Più libertà di licenziamenti, ma anche più garanzie per chi ha contratti precari. Questo farei io in 2 parole. Poi non so se sia facile farlo, non credo, ma speriamo che Monti ci dia una mano. Cercherei di creare nuove organizzazioni, nuovi uffici, nuovi impieghi comunque per dare posto ai giovani. Cercherei intanto di incrementare l'università, comunque dare molti più fondi per dare molta più istruzione a livello non teorico ma pratico. Anno nuovo, stessa certezza. Verona, in compagnia con molti capoluoghi e molti piccoli centri della pianura padana, è già fuori legge a causa dello smog. Sebbene siano trascorsi meno di 60 giorni dall'inizio dell'anno, già 6 capoluoghi del Veneto hanno infatti già esaurito il bonus di 35 giorni di superamento della soglia di 50 microgrammi per le polveri che l'Europa considera tollerabile nell'arco dell'intero anno. Con la giornata di sabato, Verona ha allineato 41 giorni di sforamento, con livelli ben oltre la soglia di 100 microgrammi, che considera l'area pessima e quindi pone a grave rischio la salute di bambini e anziani. Per Legambiente non è mai stato fatto nessun piano concreto che preveda una progressiva diminuzione del traffico privato. La soluzione esiste ed è sempre più urgente: investire sul trasporto pubblico scoraggiando quello privato. Ed invece si assiste ad un progressivo impoverimento dei treni per i pendolari, ad un taglio radicale della spesa pubblica regionale e servizi urbani, con conseguente inevitabile aumento dell'uso del mezzo privato, visto che nemmeno l'uso della bicicletta trova uno spazio adeguato. Con l'accusa di aver picchiato e violentato ripetutamente l'ex fidanzata,
Un giovane marocchino di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave, nel Veneziano. Il fatto è avvenuto a Quarto d'Altino. Secondo il racconto della donna, l'ex fidanzato si è presentato a casa, suonando continuamente il campanello e costringendola ad aprire la porta. Entrato, lo straniero ha aggredito la giovane e l'ha costretta a subire ripetuti abusi sessuali. L'uomo è poi ritornato nella sua abitazione nel Trevigiano, ma nel giro di 24 ore gli investigatori, sulla base della denuncia della ragazza, l'hanno rintracciato e arrestato. Dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Benetton vola in Sud America. L'amministratore delegato della controllata Atlantia, Giovanni Castellucci, è stato incaricato dalla famiglia veneta di finalizzare l'accordo sulle partecipazioni in Impregilo e ASA, tutti in particolare su industria e finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.